Nel mare magnum del PDL soffiano venti forza 9. L'apertura della crisi di governo ha scoperchiato le anime diverse, costrette a convivere spesso anche contro la loro volontà. Una diversità oggi conclamata. Da Alfano alla Lorenzina, a Quagliarella, perfino Lupi. Oggi sono loro i diversamente berlusconiani e non fa mistero del suo pensiero Maurizio Sacconi, figlio dell'anima moderata del Veneto Bianco. Il senatore trevigiano si rivolge direttamente proprio ad Alfano, chiedendogli di ascoltare le domande dei molti che non condividono la deriva estremista del PDL. Berlusconi ha cattivi consiglieri, scrive sul suo sito. Di chi si tratta? Santanchè, Brunetta? Non viene detto. A costoro comunque è sfuggito che un pur precario governo di larghe intese poteva costruire una situazione di benessere contro la crisi, e c'è chi apertamente preannuncia che a fronte di impegni seri e ad ampio spettro da parte di Letta voterà per la fiducia. Credo che anche in questa situazione prevalga il buon senso, prevalga la ragionevolezza e quindi tutti noi riusciremo a dare priorità a quelle che sono le situazioni reali della nostra gente. Se il programma sarà realistico e convincente, io sono per dare ancora la fiducia a Letta. In silenzio stampa Alberto Giorgetti, sottosegretario veronese, ha dovuto accettare le dimissioni, le sue naturalmente, ma ha pronunciato parole pesanti annunciando che non lascerà lo scranno di deputato. Non condivido il metodo, ha detto. Tutte colombe? Niente affatto. I falchi volano su Montecitorio con la loro ombra, anche se i toni sono quelli lievi di sempre. Quindi io spero, anche se non c'è dubbio che appartenga all'ala più dura, diciamo, più decisionista, io spero che alla fine ricompaia un po' di saggezza e il partito resti unito intorno al nostro leader di sempre.